Sì, pronto? Buongiorno, la chiamiamo dall'Associazione Donatori Midollo Osseo. Abbiamo il piacere di confermarle che lei è risultato compatibile per la donazione di cellule staminali ad un paziente malato di leucemia. Come sa, la compatibilità tra donatore e ricevente è molto rara, per una persona su 100.000. Ci conferma la sua disponibilità alla donazione? Sì, sicuramente, è meraviglioso. Bene, grazie infinite per la sua disponibilità. La ricontatteremo nei prossimi giorni per tutti i dettagli. Certo, grazie a voi, non vedo l'ora. Ehi raga, era Admo, mi hanno chiamato a donare! Wow, bello! Finalmente ci siamo. Domani è il grande giorno. Diventerò un donatore effettivo e potrò dare una speranza di vita ad una persona malata che dipende esclusivamente da me. Chissà chi è, dove vive, quanti anni ha e a cosa starà pensando adesso. Speriamo vada tutto bene. Ma come? Scusate, ma dov'è l'arrivo? E dove sono finiti tutti? Ragazzo, sei arrivato troppo tardi, la corsa è già finita. Già finita? Ma in che senso? Sì, era una corsa contro il tempo, per chi voleva diventare un donatore asmo. Ma come? Ma sa che per tipizzarsi basta un semplice tampone salivare? Ma va fatto assolutamente tra i 18 e i 35 anni e solo così potrai essere iscritto al registro internazionale ADMO. Ma non è possibile, io domani devo assolutamente donare. C'è una persona malata che mi sta aspettando. Solo io la posso salvare. Troppo tardi. Ma no. No. Per fortuna, era solo un bruttissimo incubo. È pazzesco, se non mi fossi tipizzato prima di compiere 36 anni, oggi non avrei potuto donare. E questo maledetto incubo sarebbe diventato la triste realtà. Ho deciso, dopo la donazione voglio diventare un volontario ADMO. Devo assolutamente raccontare tutta la mia esperienza per sensibilizzare quante più persone possibili sull'importanza di non rimandare. Perché poter salvare una vita è troppo importante e non c'è tempo da perdere. Io oggi dono. Non so perché, ma so perché.